E niente, buongiorno a tutti, grazie intanto per l'invito e io sono contento di rappresentare il CREA e il Centro di Ricerca Viticoltura e Enologia di cui ci sono anche parte dei miei colleghi. Allora, io adesso cerco di darvi una carrellata rapida, spero di non annoiarvi troppo, sul mondo invisibile che circonda le radici delle nostre viti, no? Io di solito inizio sempre con un concetto un po' base, che è scontato da una parte forse, ma noi lavoriamo con la vite, che è una pianta domesticata. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi la dobbiamo coccolare in tutto e per tutto, no? Dobbiamo dargli fertilizzanti per la nutrizione, dobbiamo dargli fungicidi, dobbiamo dargli tutto, perché loro non sarebbero in grado di vivere da sole, senza le nostre cure. Soprattutto non avremmo la produzione, il prodotto e poi il vino che vogliamo secondo le nostre esigenze, no? Diverso sono le viti che sono selvatiche, perché le viti selvatiche stanno in tutti quegli ambienti estremi e sopravvivono, stanno benissimo. Di certo non producono le uve e le qualità che noi vogliamo, non sono estremamente produttive proprio perché devono sopravvivere, però loro sono riusciti ad accumulare al suo interno una serie di ricchezze che sono quelle invisibili, che poi vedremo sono i microrganismi, che le permettono di sopravvivere. Quindi noi adesso, che dobbiamo un po' cambiare strategia anche alla luce dei cambiamenti climatici, dobbiamo andare a cercare proprio lì questi tesori nascosti. Quindi, ok, è più girato verso la nutrizione, questa parte, ma c'è anche la difesa, perché poi vedremo che con i microrganismi in realtà si cerca di bilanciare proprio la crescita e la difesa, no? E noi sappiamo benissimo che attualmente in Europa il 60% dei fungicidi è proprio utilizzato in viticoltura, quindi in realtà c'è un grande impatto. Poi c'è anche la direttiva europea che porta e vuole la riduzione del rame, quindi è necessario trovare alternative. Questo perché il rame è un elemento fondamentale anche per la vita delle piante, perché è basilare per la vita biologica, ma come vedete lì, magari piccolino, i numeri vanno da 13 a 24 milligrammi, sarebbe l'ottimale. In realtà, soprattutto in Italia, vedete nell'Europa c'è questa lampadina molto luminosa che all'Italia è proprio quella che ha i terreni più contaminati da parte di rame, ma proprio tanto che dai 13 noi arriviamo dai 100 ai 1500. E questo è un problema non solo per la difesa della pianta, ma è proprio un problema anche per la vita nel suolo, per i microrganismi e non solo per i microrganismi, anche per tutta la vita edafica del suolo, perché loro aiutano nella nutrizione delle piante oltre che nella difesa, e il fatto che ci sia tutto questo rame nel suolo li porta a proteggersi dal rame anche loro, nel senso che loro cercano di pulire, di detossificarsi dal rame e quindi non fanno più tutte quelle azioni positive che in realtà aiutano la crescita della pianta. Non solo, il rame si accumula, finisce nelle falde e noi ce lo beviamo fondamentalmente, per quanto si cerchi di purificare e quant'altro, questo si accumula nei grassi, nei tessuti sia degli animali che dell'uomo. Quindi in realtà adesso, e l'Europa è per questo che sta spingendo tanto per trovare alternative, si stanno incominciando anche ad associare le prime patologie legate all'accumulo di rame nei nostri tessuti. Ma comunque andiamo avanti. Qua voglio parlarvi di vita invisibile, microrganismi. I microrganismi sono parte integrante della pianta, di noi siamo fatti, oltre che di cellule, di acqua e di quant'altro, di microrganismi, e le piante anche. Tanto che si è coniato il termine olobionte, questo nome è un po' difficile, ma in realtà è come proprio se fossero i microrganismi che vivono insieme alla pianta fosse l'estensione del genoma della pianta, proprio nel vero senso della parola, nel senso che influenzano tutti i processi della pianta, anche nutritivi. Ci sono stati una serie di esperimenti che hanno fatto vedere che una pianta cresciuta in assenza di microrganismi, e si riesce solo in condizioni molto controllate in laboratorio, non riesce a crescere, non forma neanche tessuti. Quindi questo per farvi capire quanto è importante la presenza dei microrganismi.
Ma noi andiamo un po' più giù, andiamo al suolo e la radice è basilare ovviamente, non solo per l'ancoraggio della pianta, ma perché proprio lì arrivano tutti gli scambi, si prende l'acqua, si prendono i nutrienti e quant'altro. La radice è molto importante perché produce delle sostanze ovviamente, no? Produce degli sudati radicali che hanno molte funzioni, tra cui quelle anche di richiamare i microrganismi, proprio perché attorno alla radice vengono esudati, si dice rilasciati nel suolo, degli zuccheri e altre sostanze che richiamano i microrganismi benefici, proprio perché gli dà anche nutrimento, perché produce degli zuccheri, quindi loro nella rizosfera, cioè tutta la parte intorno alla radice, vivono bene, si riproducono ed entrano dentro la pianta. Perché sono così importanti? Perché hanno un ruolo essenziale nella nutrizione, ma anche nello stimolare le risposte di difesa. Okay? Quindi i microrganismi lavorano un sacco nel suolo, perché il suolo di per sé è un materiale inerte, ma loro lo rendono vivo perché mobilizzano gli elementi e in più, entrando nella pianta, stimolano un sacco di risposte tali da portare la pianta a richiamarne sempre di più e anche a svolgere tutte le sue funzioni fisiologiche. Ovviamente questo anche per la vite. C'è un'enorme popolazione di microrganismi, noi non la vediamo, ma in realtà ce ne sono un sacco. Alcuni li conoscete benissimo, il tricoderma, i batteri promotori della crescita, sono nomi che si sentono, ci sono un sacco di prodotti commerciali in merito. C'è qualche problemuccio ogni tanto perché è un po' la nostra filosofia, è la ricerca degli ultimi anni. Spesso i microrganismi che vengono utilizzati sono stati isolati da altre piante, quindi adesso vedremo cosa abbiamo combinato al CREA, perché noi andiamo a cercare microrganismi che invece sono abituati a vivere e crescere nelle viti, quindi usiamo quelli che già vivono in quella nicchia e quindi sappiamo che possono entrare facilmente e vivere lì. Ovviamente tra tutti i microrganismi del suolo, quelli più studiati in assoluto sono le micorrize, no? Sono questi funghi simbiontici che si associano alle radici. Sono così importanti queste micorrize, poi vi spiegherò perché. Sono funghi, quindi hanno delle ife, che sono le loro braccia, che vanno e si muovono per chilometri nel suolo, e queste ife fungono un po' come le autostrade per i batteri. Okay? Quindi loro si associano alle radici, hanno degli effetti positivi, specialmente per la nutrizione, ma nello stesso tempo loro formano un ambiente, richiamano tutti questi batteri che si riportano attraverso le ife verso le nostre radici. Perché sono così importanti? Perché funzionano un po' come l'estensione della radice, la radice arriva fino a un certo punto, in Sicilia, in certi terreni estremamente non irrigati ed estremamente siccitosi, arriva anche a metri di profondità la radice, ma comunque la presenza di questi funghi permette di aumentare ulteriormente il volume della radice, arrivare in tutte quelle tasche di suolo dove la vite non arriverebbe, la radice non arriverebbe, e quindi prendono acqua e la portano alla pianta, prendono altri elementi e li trasportano. Inoltre sono importanti per la nutrizione. Loro sono stati inizialmente tanto studiati perché rendono biodisponibile il fosforo. Noi fosforo ne abbiamo a quintali nel suolo, il punto è che non è biodisponibile e questi microrganismi lo rendono biodisponibile, quindi permettono anche di ridurre l'input dei fertilizzanti. Poi è anche importante perché si è tanto osservato nelle foreste, ma in realtà è quello che stiamo cercando di fare con diverse collaborazioni, è di ricreare questa rete, no? Perché abbiamo detto che ci sono le ife che vanno per chilometri nel suolo, noi vorremmo ricreare questa rete perché connette anche le piante e si permettono il passaggio di nutrienti, il passaggio di metaboliti di difesa, ma anche proprio si comunicano la presenza di stress magari anche in zone lontane e permettono alla pianta di mettersi già allerta. Quindi, andando un po' nel pratico, abbiamo incominciato a fare sperimentazioni, no? Quindi, noi sappiamo benissimo la vita innestata, ci sono un sacco di evidenze, i portinnesti sono tanti, ci sono un sacco di evidenze che indicano che in realtà il portinnesto è quello che poi è la fata padrone sul comportamento del nesto. Anche il nesto influenza la nostra varietà innestata, ma in realtà il portinnesto è quello che è la fata padrone. Quindi noi
qua cosa abbiamo fatto? Ve lo racconto velocemente. Abbiamo innestato il Glera su due portinnesti, in questo caso l'S4 e il 1103, perché sono due portinnesti con attitudine opposta. Il 1103 è più rigoroso, è tendenzialmente utilizzato perché è più tollerante allo stress idrico, mentre l'S4 è molto più contenuto, è meno vigoroso e tendenzialmente riduce e tollera meglio i patogeni. Questo perché noi abbiamo studiato parecchio, l'SO4 stimola il sistema immunitario delle piante tantissimo e anche del Nestor. Le piante hanno un sistema immunitario, non complesso come il nostro, ma ce l'hanno, cosa che non fa il 1103, che invece produce quelle molecole che la rendono più tollerante alla carenza idrica. Quindi noi abbiamo inoculato i nostri consorzi microbici, in questo caso erano due specie di micorrize. Vado veloce, ma il concetto è che noi volevamo vedere se riuscivamo, proprio per manipolare il comportamento della pianta con i microrganismi, a ridurre i deficit di questi portinnesti, no? Quindi la prima cosa che abbiamo visto è che intanto le nostre barbatelle inoculate alla fine attecchivano al 100% rispetto a quelle non inoculate, quindi già era un primo passo. Poi durante la stagione abbiamo fatto una serie di rilievi e quello che abbiamo notato è che da una parte l'S4 riprendeva la crescita molto di più, pari al 1103, che è quello che è più vigoroso, quindi già avevamo bilanciato questo aspetto. Il 1103 cresceva bene, ma siamo andati a vedere se produceva le sostanze di difesa molto di più rispetto all'S4 e effettivamente si sono parificati perché producevano anche più stilbeni. Gli stilbeni sono quelle molecole che sono fungicidi naturali e quindi siamo riusciti a bilanciare. Abbiamo detto benissimo, c'è possibilità di utilizzare i microrganismi anche per bilanciare e per migliorare le prestazioni dei portinnesti, che magari si devono utilizzare in quell'ambiente perché noi abbiamo un suolo siccitoso e quindi dobbiamo utilizzare il 1103, ma nello stesso tempo così rafforziamo anche le difese e il contrario. Poi le micorrize sono state anche osservate perché si dice resistenza indotta dalle micorrize, non è un concetto che via via diventa sempre più importante, più che altro per i patogeni del legno, ma anche per altri patogeni del suolo, tra cui i nematodi, oltre a migliorare di un sacco la risposta nutrizionale delle piante. Quindi abbiamo detto bene, noi ci troviamo in vigneto, dove l'uomo ci mette una forte mano, e abbiamo tutte le nostre tecniche di breeding, no? Gli incroci, i famosi incroci. Noi adesso ultimamente si sente tanto parlare dei portinnesti M, che sono più recenti, insomma, a livello di incrocio. Si fa tanto lavoro sul breeding anche nel nostro istituto. Sappiamo benissimo che c'è il breeding classico, che è il semplice incrocio, molto lungo. Adesso sta sempre prendendo più campo, fortunatamente l'Europa si è aperta, l'Italia è molto avanti, il nostro ministero ci sta finanziando un sacco, ma ve lo dirò dopo, riguardo alle TEA, le tecnologie di evoluzione assistita, genome editing, che stiamo riuscendo a ottenere con buoni risultati, ma ancora non è possibile portarle in campo se non tramite autorizzazione. E poi quello che stiamo facendo noi molto è il breeding microbico. Allora, già vi ho detto che insomma inoculando i nostri funghi siamo riusciti a modificare il comportamento anche a livello nutrizionale e abbiamo detto benissimo, visto che purtroppo i nostri vigneti si stanno impoverendo di biodiversità, perché il concetto di biodiversità è basilare, più ce n'è, più riusciamo a compensare tutte le carenze e soprattutto a ridurre gli input anche dei fertilizzanti. Se noi la portiamo e la modifichiamo, avremo un risultato molto più rapido e soprattutto la varietà rimane la stessa, il genotipo rimane lo stesso, ma miglioreremo un sacco le performance. Quindi ci siamo scatenati, siamo andati in giro per l'Italia, siamo andati anche all'estero, abbiamo collezionato un sacco di microrganismi in ambienti estremi, siamo andati in vigneti alle pendici di Lucano, siamo andati in ambienti dove c'erano vigneti coltivati in ambienti molto sticcitosi, non irrigati, quindi siamo andati a fare uno screening enorme.
abbiamo proprio creato una banca, che è la prima banca europea, che c'è stata anche finanziata da un progetto europeo, solo di microrganismi di vite. Quindi noi lì gli abbiamo dato nome e cognome a tutti quanti, abbiamo guardato cosa combinavano nella pianta, quindi i microrganismi in grado di fissare l'azoto, i microrganismi in grado di produrre molecole di difesa, i microrganismi in grado di produrre altre sostanze che permettevano di tollerare la carenza idrica. E quindi siamo arrivati adesso a una banca di 1000-1500, anche di più, microrganismi tra batteri e funghi. Quindi cosa abbiamo detto? Benissimo, adesso la moda è i consorzi microbici, no? Quindi cosa abbiamo detto? Benissimo, proviamo a procedere e formare dei consorzi, adesso si chiamano comunità microbiche sintetiche. Sintetica è una brutta parola perché in realtà sono organismi viventi, non è sintetico, ma sono formate da microrganismi isolati da vite, quindi molto più efficaci rispetto a quelli isolati dalle altre coltivazioni. Quindi abbiamo formato i primi consorzi, abbiamo visto, perché noi li abbiamo caratterizzati, c'era un ragazzo che faceva il dottorato con noi che lo sussurrava, lo chiamavamo il ragazzo che sussurra i batteri, poveretto, questo si è fatto 3 anni a vedere cosa combinavano questi batteri, e quindi li abbiamo caratterizzati non solo dal punto di vista delle molecole, ma anche come agenti di biocontrollo, quindi volevamo utilizzare dei microrganismi che facessero più cose. Quindi in questo caso, ad esempio, abbiamo formato un consorzio di microrganismi che contenessero i patogeni legati alle malattie del legno, i patogeni dell'esca, ma che nel contempo avessero anche capacità di stimolare, di fissare l'azoto e quindi anche di dare un aiuto a livello nutrizionale. Quindi ci siamo riusciti, li abbiamo messi insieme, abbiamo inoculato delle barbatelle, li abbiamo messi in campo perché volevamo vedere cosa succedeva, e alla fine stagione abbiamo preso tutti i campioni, no? Quindi abbiamo visto che in realtà questo è un po' complicato, ma siamo andati a vedere a fondo cosa combinava, cosa facevano il genoma della pianta, no? Come risponde alla presenza di questi microrganismi. Abbiamo visto che il sistema immunitario era super eccitato, super attivo. Non solo, abbiamo anche visto che produceva sostanze di difesa e tutti i trasportatori anche delle sostanze nutritive erano iperattivi. Infatti le piante avevano una bella fotosintesi, erano belle verdi, stavano molto bene. Ma noi volevamo anche vedere cosa succedeva all'interno, no? La vita microbica all'interno dei tessuti, perché spesso e volentieri i patogeni dell'esca sono già presenti nelle barbatelle, sono abbastanza ubiquitari, poi di per sé la malattia si sviluppa in un modo tutto suo. Ma quello che abbiamo osservato è che abbiamo detto benissimo, il livello nutrizionale aumenta, i metaboliti di difesa aumentano, ma questi patogeni ci sono, non ci sono, li abbiamo eliminati, e quello che abbiamo visto è che le barbatelle inoculate con il nostro consorzio alla fine è come se le avessimo disinfettate. Noi siamo andati a prendere il DNA, siamo andati a vedere tutti i microrganismi che stavano lì dentro e abbiamo visto che avevamo pulito le barbatelle, quindi questo è un buon aspetto. Ma non solo, abbiamo detto va bene, vediamo cosa succede anche con la peronospora, quindi siamo scatenati anche lì, abbiamo unito tutti i consorzi di microrganismi e abbiamo trovato un consorzio particolare che era in grado di tenere molto a bada la peronospora. Quindi abbiamo detto va bene, allora proviamo anche con lo stress idrico, e anche lì siamo riusciti a creare un consorzio che rallentava e diminuiva di molto la chiusura degli stomi, la riduzione della fotosintesi, quindi la nutrizione è stata mantenuta tale e in più abbiamo aumentato la tolleranza di stress, compreso quello idrico. Cosa bolle in pentola al CREA, no? Quindi noi stiamo cercando di stimolare e di andare avanti con questo perché è un po' il futuro. La biodiversità c'è nei nostri ambienti, è invisibile, è una potenzialità poco sfruttata, e quindi noi cosa stiamo facendo? Grazie l'ICR ci sta aiutando un sacco perché è molto interessata, stiamo creando proprio delle popolazioni, qui ritorniamo al breeding classico, stiamo creando delle popolazioni di portinnesti, ci siamo focalizzati sui portinnesti perché poi sono quelli a diretto contatto col suolo e con i microrganismi e soprattutto con i microrganismi che aiutano la nutrizione della pianta, e abbiamo fatto un mega lavorone. Adesso sono già 2 o 3 anni che stiamo portando avanti questo aspetto, abbiamo caratterizzato la capacità di tutti questi portinnesti a richiamare microrganismi benefici per aiutarli sia dal punto di vista nutrizionale che di difesa,
e attualmente abbiamo delle popolazioni di incrocio che stiamo portando avanti insieme all'ICR. Non solo, ma il Ministero ci ha anche finanziato, proprio recentemente ha dato 9 milioni di euro per le tecnologie di evoluzione assistita, quindi noi ci stiamo muovendo molto proprio per migliorare lo status sia di difesa che nutrizionale delle nostre viti, e quindi abbiamo individuato dei geni chiave che possono aiutare, perché comunque con queste tecnologie sono tecnologie che non portano a microrganismi o a piante OGM, ma rimane la stessa varietà, rimane la stessa tipicità, viene solo spento un gene. Questo gene, ad esempio, che abbiamo scovato in laboratorio, a volte ci vuole anche un po' di fortuna, non solo aumenta un sacco le risposte di difesa perché ha un buonissimo contenimento di oidio e peronospora, ma nello stesso tempo abbiamo osservato che migliora un sacco lo stato nutrizionale perché richiama molto di più le micorrize native del suolo, quindi quelle che noi abbiamo già, e formano un sacco di arbuscoli. Gli arbuscoli sono delle strutture fungine, perché questi funghi sono nel suolo, si associano alle radici e formano queste strutture che sono degli alberelli, ed è quella fase nelle radici dove si scambiano tutto, acqua, nutrienti, ovviamente una simbiosi, quindi qualcosa gli dà la pianta e il fungo in cambio gli dà altre cose, no? Quindi grazie allo spegnimento di questo gene abbiamo osservato che gli arbuscoli aumentano un sacco, quindi siamo riusciti ad ottenere una pianta che per ora è in laboratorio, ma che grazie a questo progetto finanziato dal Ministero porteremo probabilmente in campo. Quindi, giusto per concludere, perché non voglio annoiarvi oltre, giusto 2 consigli, no? Il fatto di preservare e mantenere in equilibrio non solo la parte vegetativa, ma è importante mantenere in equilibrio anche la parte invisibile nel suolo, no? Perché noi abbiamo una grande potenzialità, la biodiversità c'è, bisogna sfruttarla. Il punto è che bisogna agire in modo tale da ridurre il più possibile gli input cercando alternative. I microrganismi possono aiutare un sacco in questo, ad esempio l'uso massivo di erbicidi è un problema più che altro perché le micorrize ci sono nel suolo, ma se si usano molto gli erbicidi, le ife cercano di raggiungere la radice ma poi si deformano e non riescono più ad associarsi, quindi non si apre lo scambio. Il più possibile sarebbe ideale compostare i propri residui di potatura. Lo so che spesso è infattibile, ma se riuscisse a trovare un modo, una parte, compostarla e riportarla al suolo sarebbe l'ideale, perché è sostanza organica che va, e soprattutto l'importanza del compostaggio è che inattiva i microrganismi patogeni del suolo, quelli dell'esca, perché i patogeni dell'esca stanno nel suolo e quindi se noi gli lasciamo il legno gli diamo cibo, e quindi col compostaggio aumenteremo la sostanza organica e soprattutto ridurremo il pericolo della crescita di questi patogeni. Sarebbe fantastico mantenere inerbito il più possibile e quindi fare meno lavorazioni possibili, perché questo permette anche con l'inerbimento con essenze quali con piante azotofissatrici e quant'altro, che porterebbe a ridurre l'uso di fertilizzanti, ma facilita quella famosa rete che vi dicevo di connessione tra le piante. E ovviamente il sovescio anche potrebbe essere ottimo, perché porterebbe sostanza organica ulteriore al suolo e oltretutto aiuta l'arieggiamento e aumenta la biodiversità. L'importanza della biodiversità è come io faccio sempre l'esempio, adesso nel periodo di Natale se andiamo in un centro commerciale più o meno ci vorremmo dare tutti fuoco, no? Perché ti muovi a malapena. Nel suolo è importante perché si tengono a bada i microrganismi, soprattutto quelli patogeni. Più ce ne sono, più biodiversità c'è, più questi vengono tenuti a bada e infettano meno. Okay? E poi ovviamente quello che stiamo facendo noi al CREA, ma l'apporto di biodiversità anche attraverso gli inoculi, che quello potrebbe essere una grande soluzione. Quello che stiamo facendo molto, oltre a tutte le tecnologie innovative, è proprio lavorare sulla barbatella, quindi partire con gli inoculi già nella barbatella, perché poi ovviamente se voi buttate
dei 5-6 microrganismi in un suolo dove il microbioma è un sacco complesso, spesso è come un ago nel pagliaio. Quindi stiamo lavorando bisogna un po' tornare agli albori, ma questo è un investimento per il futuro.